Ad un passo dal sogno, dalla storica promozione in C1. Per il San Donà l'appuntamento decisivo è lo spareggio di dopodomani con la Triestina sul campo neutro di Mantova. Ed ora che molti parlano di miracolo San Donà, età media 20 anni, la più giovane squadra di tutta la Serie C, assemblata con pochissime lire, molto fiuto e grande esperienza dal direttore sportivo Giuseppe Galtarossa e dall'allenatore Renzo Rocchi, si accendono i riflettori su questo tecnico. 46 anni, sposato con 3 figli, vive a Spinea in provincia di Venezia, di professione fa l'archivista all'USL 12. Una scelta precisa? Se avessi delle possibilità che mi possono concedere di mollare il lavoro, forse ci penserei, ma per il momento mi va bene così. Non è che ho in testa qualcosa, o quello che viene lo accetto. Nessuno si è ancora fatto vivo con lei. Parlo di grossi club. No, assolutamente nessuno. Eppure Rocchi è un tecnico di lungo corso che ama lavorare coi giovani, Rovigo, Treviso, Valdagno, Schio, Bassano nel suo curriculum, sempre con ottimi risultati. Ma qual è il segreto di questa squadra? Come principio ha messo sul campo il lavoro, la voglia di migliorarsi giorno dopo giorno per costruirsi loro stessi e per costruire una squadra che poteva affrontare un campionato durissimo e che il nostro obiettivo era quello della salvezza. Ed ora l'appuntamento più difficile contro una Triestina che vanta almeno 6-7 giocatori con esperienza di Serie A e B e dunque è favorita. Però dentro di me penso che sia così, ce la possiamo fare, non è che perché siamo una piccola società, una piccola squadra, non sia impossibile arrivarci. Per me è possibile. bocca al lupo. Crepi lupo. Parliamo della grande festa del San Donà. Siamo grandi, una squadra grande! Una grande gioia! Non eravamo favoriti ma ce l'abbiamo messa tutta, siamo stati bravi, siamo grandi! Grandi! Renzo Rocchi e Filippo Barban, due delle facce della felicità del San Donà che conquista la C1. Promozione ottenuta battendo sul neutro di Mantova la grande Triestina per 1-0. Una gara perfetta quella dei veneziani, attendisti nei tempi regolamentari, pronti a sferrare il colpo del KO ai supplementari. Il gol partita al 10° del primo tempo supplementare su calcio di rigore concesso per questo ingenuo fallo di mano in aria del difensore triestino Beltramo. Freddo, il capitano Sandrin, mette dentro di precisione la rete che vale un campionato. Qualche rischio il San Donà lo ha corso solo a metà del primo tempo quando Godeas, lanciato a rete, è finito a terra in area. L'arbitro però non si fa ingannare e ammonisce il triestino. Poi all'inizio del secondo tempo il forcing giuliano, bravi gli uomini di Rocchi a difendersi e già a tempo abbondantemente scaduto a tentare di chiudere la partita. Poi i supplementari e il gol su rigore che vale la C1. Di casa per festeggiare la promozione in C1. Grande entusiasmo a San Donà di Piave per la promozione della squadra in Serie C1. Ieri sera davanti ad oltre 500 tifosi radunati in piazza Indipendenza, l'intero Consiglio Comunale ha premiato tutti i protagonisti di questo importante traguardo sportivo. E all'inizio nessuno puntava 1000 lire sul San Donà. Questo a noi dava molto fastidio e secondo me è stato un motivo in più per incitare e per caricare i ragazzi, per raggiungere certi obiettivi e secondo me sono stati, come li ho definiti io, fantasmagorici in questo risultato. Ovazioni per tutti, ma in modo particolare per il tecnico Renzo Rocchi e i giocatori Ciullo, Bari, Temporin e infine per il capitano Sandrin. Il salto di categoria pone ora il Comune davanti a precisi impegni. Adesso per noi come amministrazione inizia qualche piccolo problema relativamente ovviamente allo stadio che deve essere adeguato. Noi stiamo valutando tutte le possibilità presenti sul panorama del territorio comunale, anche in collaborazione per esempio con il rugby, per provare a capire qual è la soluzione migliore, meno onerosa rispetto alle esigenze della società.